Mandi a tutti, io sono Christian. Io sono Francesca. E benvenuti alla nuova puntata di Extreme TV, una trasmissione che va alla ricerca dei sport più bulos, più salvadis e più estremos dal Friuli Venezia Giulia. In questo momento si chiama tra Foz dall'Usins, Jenfri, Monfalcone e Grau. Questo è un parco naturale, un'ausa faunistica che si chiama Isole de Cone. Le isole de Cone si è formata dal fiume Lusins, che si butta in tal mar tra Grau e Monfalcone. Dal 96 si fa parte delle riserve naturali Foz dall'Usins, un territorio salvato di palut, dove vive un evore di planti e animali, come cross, bijats, uccei, nutrie e chiavai, duccio in completa libertà. E proprio da qui ho sin la società Riccardo, istruttore di canoe di mar. Yo soy virus io soy faliscentea, che soy barasca l'intriga sul Troi. Allora sin qui con Riccardo dalla CKF. CKF è così, ci voglio dire CKF, come funziona la tua associazione? CKF vuol dire Canoa Kayak Friuli, è un'associazione nata dal 2007 ad Aquilea. Quindi sono 7 anni che facciamo questa attività e io sono proprio per promuovere il kayak di mar in regione, un'attività che prima non esisteva, e partiamo con le nostre attività di Lignan fino a Trieste, quindi coinvolgendo tutti gli questi dal Friuli Venezia Giulia. Noi facciamo corsi di kayak sia base che avanzati, li facciamo a Duin perché abbiamo un posto, una baiuta dove tranquille possiamo stare lì senza problemi di nessuno. Noi facciamo anche 2 manifestazioni, la prima è verso la fine di giugno sulle costiere triestine, e facciamo di Duin fino a Miramare e ritorno, e le seconde in Laguna di Grado, partendo di Aquilea, in collaborazione con l'associazione Nautiche Nauti 7, andiamo a fare una giornata intera di un casone di Grado, il casone Sanson, e torniamo in Daur. Questa è una manifestazione tra le più frequentate di tutto l'ambiente di kayak di mar d'Italia, perché arriva a Tiradogna circa un centinaio di kayak, poi gli accompagnatori, quindi arriviamo quasi a 150 persone in lunedì. Il kayak di flume, che è il che tutti conoscono come kayak, è nato più tardi dal kayak di mar. Il kayak di mar è nato con gli Inuit nel 1000 anni fa circa. È più lungo di quel di flume, normalmente è intorno ai 5 metri, e è più stretto. Ha le chiglie a V, perché covente che taglia le aghe, mentre quel di flume ha una chiglie piatte perché ha di galleggiare per sole dall'aghe. Il kayak fa parte della famiglia delle canoe, che dopravano gli indiani, per intendersi, però ha una particolarità. Ha i wings anteriore e posteriore sia ras. Questo permette di poter poi a fil di aghe e anche chiappare ondi senza avere problemi di emplassi di aghe. Quindi il kayak resta sempre a galle. I wings sono ricavati da sbusi, tapponati di quei tapponi neri, che convengono sia per tenere il kayak a galla, sia per gli emplassi di materiale, quindi potete comprare il kayak come il portapacks delle macchine, potete mettere dentro la tenda, il sacco a pelo, le robe di mangiare, e potete stare fuori anche più di una giornata. Quali sono le zone più interessanti per navigare col kayak a chi a Torta e dintorni, soprattutto in Friuli Venezia Giulia?
Ma noi abbiamo la fortuna di avere una regione che ha 1000 tipi di queste, passando da queste a Picco sul Mar di Trieste, fino al Sabalone di Lignano e Grado, fino alle lagune di Aquilea. Quindi posso dire che podin là dappertutto col kayak di mare, è un spettacolo, il Friuli è una regione fantastica, quindi dopo il kayak poi che podin. Allora, queste sono zone particolari per via dai canai e da lagune. Mi sa tu spiegare il perché? La nostra laguna che di Grado e di Maran è una laguna a vonde strette, cioè sono canalus piccoli, quindi bisogna girare, insomma di essi quasi su un troio di montagne, però tu sei ste aghe. Per esempio la laguna Puidogne Covin che di Vignese è tanto più larga, insomma è un lago tan grande e vonde, invece no, ho queste particolarità. Riccardo, io sai che qui si chiama un canale storico, una serie di canali storici, appunto la Litorane e Venete. Mi spieghi tu perché è così importante, interessante? Beh, intanto è interessante perché è unica. È una strada di aghe, in pratica, che è partiva di Vignesi, passava fuori Caorle, di Caorle entrava dall'entroterra e passava da Urla Brussa, in penisole in Veneto, da Ur Bibione, quindi di Bibione col Tiliment si collegava da Ur a Lignan, si arrivava quindi da Ur di Lignan a passare dalla laguna di Marano e dalla laguna di Marano che è di Grado. Poi all'altezza di Barbane si entrava dal canale da Lisonzato, che sfoglia qui da Lisonzo, e arrivava praticamente a partire gli approvvigionamenti delle prime guerre mondiali di Vignesi fin qui, delle prime linee italiane della prime guerre, Cence farsi bombardare dai austriaci che stavano a Trieste sul Carso Parsore. Queste Litorane e Venete, si può anche navigare soprattutto con i kayak? Sì, in kayak si può là praticamente da Pardut e comunque è una via in cui si può là anche con i barchi a vele e ogni tanto passano anche gli austriaci che vengono giù o comunque anche gli italiani che hanno i barchi di noi. Allora è arrivato il momento delle prove pratiche. Riccardo, per piacere, io che sono inesperto, devi spiegarmi chi fa in che momento. Allora, voi fate un giro un momentino dall'Aga dall'Isonzo, che è quiete, quindi non sono un problema. O provare a montare al kayak, o provare a fare 4 pagaiadi, per via diciamo che si dopre la pagaia. C'è molto che è stabile il kayak e c'è che si può attaccare a fare con questa imbarcazione, che è un evore incredibile, le sue possibilità. Quali sono le tecniche per governare un kayak? Ma la tecnica principale è la pagaiade, cioè per là in denan col kayak o comunque per fare qualsiasi manovra si dovrebbe che impresti che è una pagaie. Queste pagaie qui è di derivazione originale dagli Inuit, quindi il suo disegno ha circa 1 migliaio di anni e è fatto in legno. E sono invece gli pagai più moderni, se sono fatti in vetroresine o in carbonio e hanno un'altre forme, però no, come associazione, proprio per divulgare il senso originale del kayak e ci rendi dopo il più possibile questo tipo di pagai qui. Non è blu ma la vita svoleva, questa mai c'è che mi toglierà. Allora, ci metti gelato. Ben. Benissimo, le lato proprio bene, un'esperienza bellissima. Ok, sei contento? Poi chi ha che non si arriva alla fin
fin là dal mar, perché mi ha detto Riccardo che voglio in ben 5 km di qui e quindi un'ora e passa, anzi 2 ore per me e Francesca, anche 3. E ti ringrazio. Grazie a voi. El sole al tornando che a piantar, sarà ploendo, sarà gris, che nos faz impassirà, io tornando che a piantar, el sole al tornarà, sarà ploendo, sarà gris, che nos faz impassirà. Una volta che uno l'ha imparata a livello base, può specializzarsi, è un tipo di corso che è il corso avanzato, che permette un momentino di fare anche in più rispetto a ciò che vi invio fin come. Fa invio di una manovre che è la più tecnica e la più spettacolare forse che si può fare con un kayak di mare, e le manovre che ci permette di tornare a drecciarsi col kayak in caso di ribaltamento, se appunto arrivano le onde e ti capotte di una bande. In dall'isola di Basca, in Croazia, è a 4 passi di Chiasenestre, è un spettacolo naturale. Poi invio di come il kayak da mare, nonostante chi sia un kayak di passe 5 metri, arrivi a girare in questo stress con le pareti che assomma che vedi di sclicciati di un momento di che l'altri, però si rivela dentro e fuori senza problema anche te che puoi scusare.